accogliamo, diciamo, periodicamente un centinaio di cani e abbiamo anche in carico un'ottantina di gatti più o meno. E il canile di Rubano fa proprio questo, dare una seconda possibilità a tutti quei cani e gatti che senza questa associazione privata finirebbero in mezzo a una strada. Animali che non hanno scelto di essere abbandonati, maltrattati o dimenticati, ma che grazie agli oltre 100 volontari ricevono cure veterinarie, una casa e protezione. Un lavoro quotidiano non senza ostacoli. La difficoltà più grande è far capire sicuramente l'impegno che comporta adottare un cane o un gatto per tutta la sua vita, quindi non è solo coccole e amore, ma è anche tanta responsabilità e anche accompagnarlo proprio negli anni, anche nella vecchiaia, perché ovviamente come le persone anche i cani si possono ammalare e bisogna mettere in conto che bisogna fare dei sacrifici nel tempo e purtroppo tante persone questa cosa non la mettono in conto. Per ogni cane che esce dal rifugio ce n'è sempre un altro in ingresso. Se da un lato cani e gatti sono diventati sempre più parte integrante della famiglia, dall'altro non diminuisce la percentuale di abbandono. Sono infatti circa l'80% degli ospiti provenienti da abbandoni di proprietà nel canile di Rubano. E abbiamo anche un alto numero purtroppo di richieste di abbandono di cani di terrier di tipo bull, quindi incroci pitbull, incroci Amstaff, che sono cani che poi ovviamente esigono un grande lavoro da parte degli operatori che sono qui in rifugio e anche delle adozioni molto più consapevoli rispetto a quelle che hanno avuto prima di arrivare in rifugio da noi e quindi sono dei cani per cui magari ci vuole un po' di tempo per trovare delle famiglie che poi se li portano veramente a casa. Non solo cani a Rubano, c'è spazio anche per un piccolo rifugio per gatti. Abbiamo un piccolo ricovero qui in rifugio dove ne accogliamo più o meno una trentina e ne abbiamo circa 50 poi in stallo dalle persone che ci aiutano. I gatti purtroppo sono molto meno tutelati dei cani, anche perché non esiste il microchip ancora obbligatorio in Veneto e anche per loro, come tutte le associazioni locali, c'è un'emergenza altissima. Una realtà privata che vive e sopravvive attraverso donazioni, lavoro di eventi e il 5 per 1000. Se tutto questo si dovesse fermare, tutti questi animali finirebbero in mezzo a una strada. Per questo Nicole lancia un appello. Venerdì abbiamo anche un aperitivo solidale in rifugio a partire dalle 6, quindi è una raccolta fondi dove si possono vedere anche tutti i nostri ospiti e una volta che venite sicuramente troverete un modo per darci una mano.